L'ultimo brano, la banda Cantina di Ozzati proporrà questa sera è 4 maggio, ovvero la marcia militare ordinata dell'esercito italiano. È composta dal maestro tenente colonnello Fulvio Gro, direttore della banda musicale dell'esercito italiano, su richiesta del generale Fratticelli, capo di Stato Maggiore dell'esercito, tra il 2003 e il 2005. Il brano ricorda nel titolo 4 maggio appunto, il 4 maggio 1861, giorno in cui fu soppressa l'armata sarda e sancita la nascita dell'esercito italiano. Prima di concludere con questo brano, desideriamo ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Ringraziamo inoltre tutta la sezione degli alpini di Pordenone, il suo presidente Ilario Merlin, insieme a Fabiani Guido, purtroppo. Facciamo gli applausi a Guido per la passione che non vediamo in giro per lui. Quindi vi ringraziamo per aver scelto di condividere attraverso questa nostra presenza, la nostra musica, un momento così importante e significativo per la conclusione dell'anno dedicato al centenario dell'associazione di Pordenone. Dovrei dirvi buonanotte e a tutti voi 4 maggio.